Buonasera a tutti e ben ritrovati su Telenutria. Oggi per la rubrica Musica Nutriente vediamo insieme le performance di Basilio da Conegliano, un mio carissimo amico di infanzia. Regia, attacca il collegamento. Sentite l'armonia, l'eleganza e il disagio di questo musicista d'altri tempi. Potete chiamarlo per il vostro compleanno, il vostro matrimonio oppure anche per la separazione. Tra l'altro il cachet di Basilio è molto abbordabile. Infatti con 100 euro lui inizia il concerto e poi ce ne vogliono 200 per farlo smettere però, ma insomma è molto bravo. Se volete il suo contatto direttissimo, potete scriverci qui in redazione all'indirizzo mail mariaverginecheporcaria@gmail.com. Ma ora vediamo insieme le anticipazioni flash delle notizie del giorno. A chi cambia canale gli viene il cagotto fulminante. Rozzo voleva saltare il fossato, ma ha preso poca rincorsa e ha acciappato una tega sul muso, rimanendo gravemente rincoglionito. Vicenza. Questo gatto voleva mangiarsi il pesce rosso, ma è caduto nella vasca. 5 minuti più tardi era in pentola con patate e carotine. Santa Croce Bigolina. Voleva attraversare il Brenta senza bagnarsi le scarpe, ma era agile come una scrivania. Ha tirato porcassi anche sotto acqua. Marano. Questa giovane ragazza stava coccolando il suo dolce cucciolo, ma non aveva considerato che il cagnolino aveva bevuto come un veneto a Ferragosto e si è ciappata una bella pissata in bocca. Il povero animale è finito in teccia insieme al gatto di prima. Stasera lesso misto con pearà. Onara. Voleva scavalcare la mura con la sua moto da trial, ma ha preso una dentata sul cemento e ora parla come un vecchio senza dentiera. Povegliano. Stava facendo un balletto per TikTok, ma è scivolata sulla scorza di una delle patate che stava cucinando. La buona veneta è riuscita a salvare il bicchiere. Nella caduta però si è spaccata il femore, ma con altre 2 bottiglie di Valpolicella è passato tutto. Scardovari. Si stava allenando come Tarzan. Ad un certo punto si è distaccata un tocco di roccia e gli è caduta sopra i cosiddetti. Monteforte. Stava facendo il mona imitando le ballerine brasiliane quando si è appeso alla tettoia che si è improvvisamente scavezzata. La padrona di casa lo ha rincorso per tutto il paese con il mattarello. Asolo. Si stava facendo un selfie per Instagram quando è entrato l'ebete di suo fratello che gli ha spaccato la testa. 8 punti. Borghetto. Si stava allenando a fare parkour nella sua abitazione quando ha spaccato tutta la ringhiera di casa. Suo papà, quando si è accorto del danno, gli ha rotto i timpani a furia di bestemmie. Torri del Benaco. Voleva saltare sulla barca, ma era furbo come uno schito. Gli amici lo hanno coglionato fino a notte fonda. Verona. Stava guardando la partita della sua squadra del cuore quando ha acciappato una sballonata fotonica. Ora ha la scritta Adidas stampata in fronte. Primolano. Voleva attraversare il fossato per raggiungere gli amici ubriachi, ma quando il signore ha distribuito l'intelligenza, lui era al bar a giocare a flipper. Ad un certo punto, stanco di stare a penzoloni come un macaco, è tornato indietro, ma con un tasso alcolemico di 4,8 periodico è caduto in acqua come un merlusso. Gli amici si sono cagati d'osso da ridere.